Si giocherà al Mercante mercoledì 30 gennaio la sfida dei quarti di finale del Trofeo Veneto di prima categoria. Per una volta la Dea Bendata ha baciato i giallorossi, che avranno dunque la possibilità di giocare la sfida contro il Real San Zeno Arzignano tra le mura amiche, dalle quali finora non sono mai usciti sconfitti. Intanto però meglio concentrarsi sul campionato. Con il titolo di campione d'inverno già matematicamente in tasca, il Bassano 1903 lavora per riassestare nuovi equilibri in assenza di giocatori chiave ancora fermi ai box per gli infortuni e i malanni muscolari e in considerazione dell'innesto dei due nuovi acquisti. Se per Garbuio è già arrivata anche la prima rete in giallorosso, l'ex Eurocalcio Baldissera, seppur per pochi minuti, ha indossato la maglia giallorossa galliera. Per lui quella targata FC Bassano 1903 rappresenta un'occasione importante. Aspettative tante, grandissimo gruppo, mister lo conoscevo già, sempre l'Eurocalcio, e conoscevo comunque molti dei compagni, quindi non ho avuto problemi a ambientarmi. Mi hanno subito detto qual era l'obiettivo e ovviamente mi metto a disposizione per fare in modo che arrivi il prima possibile sia in Coppa che in campionato. E a proposito di campionato, domani turno infrasettimanale per il Cartigliano, che dopo la sconfitta casalinga con il Tamai cerca riscatto sul campo del Campo d'Arsego. Fischio d'inizio alle 14:30.